buonanotte e benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari e della Chiesa universale. Non bisogna semplicemente parlare di povertà, la povertà va ascoltata perché attraverso la testimonianza di persone in carne ed ossa Dio accoglie le persone in difficoltà. Sono parole di Leone XIV contenute nel messaggio scritto dal Papa in occasione della 10ª giornata mondiale del povero che si celebra il prossimo 15 di novembre. Il messaggio è stato diffuso in settimana. Ascoltiamo una sintesi nel primo servizio della puntata di questa settimana. Pregiudizi e indifferenza divorano la voce dei poveri. Sono due facce della stessa medaglia e hanno una origine comune: la negazione di Dio e la mancata presa di coscienza dei valori di misericordia e di bontà. Proteggere il povero significa quindi ascoltarlo e non solo parlare di povertà. Il Signore è il rifugio del povero è il tema scelto per la 10ª giornata mondiale dei poveri che si celebra il prossimo 15 di novembre. È un passo del Salmo 14 che si riferisce alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, quando il popolo, privato della presenza di Dio, sperimentò una miseria materiale e morale senza precedenti. Nel messaggio per la giornata mondiale dei poveri, Leone XIV paragona quell'evento alla condizione contemporanea. La perdita di senso della trascendenza nella vita quotidiana non è più tanto una negazione teorica dell'esistenza di Dio, quanto un disequilibrio sociale, per cui gli esseri che prima vivevano gli uni accanto agli altri esibiscono prevaricazione e scarto. I primi a subire le conseguenze di questo vuoto sono i poveri, il cui numero, ricorda a Leone, è in costante aumento in molte società e il cui grido di giustizia viene soppresso specie nell'ambiente digitale che radicalizza il pregiudizio e l'indifferenza. Ma la richiesta di Dio non resta inevasa, suggerisce Leone XIV, perché i poveri sono bisognosi di pane ma anche di una parola, di un volto, e sanno riconoscere l'essenziale. Per chi sperimenta il bisogno, allora la condivisione è espressione del regno di Dio. Nella testimonianza di persone in carne e ossa Dio apre il cuore e accoglie nel suo amore. La Chiesa non può quindi restare insensibile davanti alla piaga della povertà, mettendosi al pari di quanti si trovano in condizione di bisogno, ascoltando i pensieri dei poveri, condividendone le attese, pronunciandone i nomi. In questo modo i poveri diventano loro stessi rifugio per gli altri. Uno scambio reciproco di protezione, quindi, che testimonia l'immenso valore che ciascuno ha agli occhi di Dio e degli altri. La diocesi di Genova ha presentato il rapporto Povertà 2026 intitolato, proprio in consonanza con le parole di Leone XIV, Abitare le fragilità. Il rapporto è stato preparato dall'Osservatorio Povertà e Risorse. Povertà, impoverimento e solitudine sono condizioni che attraversano strati diversi della società. Sentiamo. La povertà non può essere considerata esclusivamente come mancanza di reddito o di beni materiali, ma accanto a problemi economici emergono forme di impoverimento relazionale, culturale ed esistenziale che incidono profondamente sulla vita delle persone e sulla tenuta delle comunità. Una visione condivisa dagli operatori di Caritas Genova che incontrano ed entrano in relazione con persone che vivono situazioni di questo tipo. Nel rapporto Povertà 2026, oltre ai dati dell'anno precedente, ci sono anche considerazioni e consigli, nella consapevolezza che le solitudini contemporanee non sono semplicemente problemi individuali o psicologici, ma riflettono trasformazioni profonde che riguardano il lavoro, le famiglie e i territori, le forme della partecipazione e il modo stesso di concepire le relazioni. In questo senso il rapporto distingue tra la povertà, che può essere descritta attraverso indicatori economici e sociali, e l'impoverimento, invece, che è un processo più silenzioso e meno visibile che riguarda il progressivo indebolimento delle relazioni, delle appartenenze e della capacità delle persone di sentirsi parte di un gruppo. Veniamo adesso ai numeri. Le persone incontrate dai centri di ascolto nel 2025 sono state 3.974 a Genova. La componente femminile è leggermente prevalente, con 2.191 donne rispetto a 1.780 uomini. Le persone straniere incontrate sono 2042, mentre quelle italiane 1661. La distribuzione per età mostra una prevalenza delle persone comprese tra i 35 e i 64 anni. È comunque significativo il numero degli over 65. La grave esclusione abitativa riguarda 598 persone intercettate direttamente dai servizi Caritas.
Molte persone, si legge nel report, si rivolgono ai servizi per problemi economici, abitativi o sanitari, ma nel tempo emerge come il bisogno più profondo riguardi la necessità di essere ascoltati, riconosciuti e accompagnati. Le situazioni più frequenti riguardano anziani soli, persone separate o vedove, uomini tra i 50 e i 70 anni rimasti senza lavoro o senza reti familiari, persone con problematiche psichiatriche o dipendenze, ma anche migranti e famiglie straniere prive di riferimenti territoriali. All'interno del rapporto ci sono anche interviste ed esperienze per cercare di elaborare proposte per ridurre l'impoverimento relazionale a partire da come modificare i luoghi e gli spazi pubblici in modo che non favoriscano l'esclusione. Sono molte le comunità del nostro territorio devote a Sant'Antonio da Padova. Iniziamo da Sestri Levante, dove il vescovo ha celebrato l'Eucarestia. La preghiera, il confessionale, il rapporto con i poveri, la predicazione sono alcuni dei tratti della figura di Sant'Antonio da Padova descritti analiticamente dal vescovo De Vasini nell'omelia pronunciata durante la celebrazione eucaristica a Sestri Levante. Antonio viveva la preghiera con 4 atteggiamenti: l'apertura del cuore a Dio, il colloquio con Lui, la presentazione delle necessità, la lode e il ringraziamento. Il santo passava ore nel confessionale, la sua predicazione si caratterizzava per essere semplice e accessibile, così come la sua prossimità ai bisogni delle persone povere. Da qui la domanda del vescovo: qual è il nostro rapporto con i fratelli e le sorelle nel bisogno? Vedete, se io mi nutro del pane che viene spezzato sull'altare e in cui è presente il corpo di Cristo, ma io non spezzo poi nulla di me per gli altri, a cominciare dai poveri, quel mangiare il pane spezzato in cui è presente Gesù rischia di diventare un rito vuoto, un rito senza anima, un rito formale, una magia. Il vescovo ha invitato a curare la qualità delle relazioni ispirate alla parola del Vangelo. La comunità di Sant'Antonio rappresenta un crocevia per il territorio sestrese e in occasione dei festeggiamenti luogo d'incontro per molti fedeli. È una festa che mette in esalto veramente la capacità di volersi bene sui passi di Sant'Antonio. È molto sentita dalla comunità parrocchiale, ma anche dalle comunità vicine. Essendo Sant'Antonio una chiesa centrale, spesso i cittadini di Sestri vengono qua perché di passaggio c'è la stazione, c'è la fermata del pullman, e quindi è proprio un pellegrinare ogni giorno di persone che passano da qua, e quindi non è solo per noi che viviamo in questa comunità, ma anche per le altre. Vero, ci sono anche persone, stamattina c'erano anche persone di Santa Maria, qualcuno che viene da Santo Stefano. Durante la celebrazione per il santo è stato rinnovato il gesto della benedizione del pane. C'è una tradizione molto importante qui che è legata al pane. Infatti stamattina il vescovo ha benedetto il pane che viene fatto dai forni della zona, e la gente viene per questa celebrazione mattutina per raccogliere il pane, portarlo in famiglia e spezzarlo a pranzo con i cari in ricordo di quello che ha fatto Gesù e quello che poi ha anche vissuto Sant'Antonio. La parrocchia lo vive preparandosi da mesi. Ci sono delle persone della parrocchia che sono messe a disposizione questi mesi per prepararla, per preparare i singoli momenti della settimana. Quest'anno abbiamo avuto anche la fortuna e la gioia di poter festeggiare un anniversario di Don Lelio per il Corpus Domini, e anche la possibilità di avere tanti sacerdoti della città fare la celebrazione alla sera alle 18:30 in ogni giorno diverso. E stasera avremo anche Gian Emanuele, che è uno sacerdote di questa parrocchia, che presta servizio alla comunità di San Bartolomeo e Riva e Trigoso, ed è una bella gioia per noi avere un fratello che è cresciuto e ha avuto la fede
qui in parrocchia. La comunità che fa riferimento al santuario di Sant'Antonio da Padova in via San Francesco a Chiavari si è radunata per la festa del santo patrono. Il rettore Don Enrico Bacigalupo ha benedetto i bambini e i gigli bianchi, simbolo di purezza e di fedeltà. Al termine, per le vie del quartiere di Chiavari Levante, si è svolta la tradizionale processione che ha attraversato Corso Dante, Piazza Roma, via Trieste e via San Francesco per fare ritorno quindi al santuario, e a guidare la processione portando il crocefisso c'era padre Costanzo Milesi. Come sapete, i frati hanno retto per moltissimi anni la chiesa di via San Francesco e padre Costanzo, a 100 anni compiuti lo scorso 25 aprile, ha voluto guidare la processione. Tante le persone che hanno voluto partecipare a questo rito, che è stato accompagnato anche dalla banda. Al rientro in chiesa c'è stata la celebrazione della messa. Fra le varie comunità della nostra diocesi che celebrano Sant'Antonio da Padova c'è anche la piccola comunità di Coreglia Ligure in Val Fontana Buona. Il vescovo ha presieduto la celebrazione solenne. Antonio era uno che predicava bene e razzolava male, ha spiegato Monsignor Giampio De Vasini, che ha voluto offrire un ritratto del santo ai fedeli. La predica la si fa innanzitutto con la vita. Questa è l'unica predica che veramente conta. Antonio era uno che predicava bene, ma che razzolava anche bene, testimoniando con la propria vita ciò che nei suoi sermoni chiedeva ai fedeli. E quello della coerenza uno degli aspetti che il vescovo di Chiavari ha tracciato commentando la vita e le opere di Sant'Antonio di Padova. A Coreglia Ligure, guidando le celebrazioni in onore del santo, Monsignor De Vasini ha preso in considerazione 5 diversi aspetti del profilo spirituale di Antonio, proponendo la sua figura come modello attuale per una vita cristiana autentica e coerente. Innanzitutto la preghiera, intesa come un dialogo che presuppone in prima cosa l'ascolto, poi la sua vita nel confessionale, dove la riconciliazione passava attraverso la verità, generando pace sociale. Terzo punto, la predicazione, che trovava la sua forza nell'esempio concreto, poggiando le sue basi sul Vangelo. Ogni battezzato è chiamato a conoscere in modo approfondito la Sacra Scrittura e a proclamarla, questa scrittura, ad annunciare il Vangelo. Ma perché questa proclamazione e questo annuncio siano credibili, è necessario che sia abitato almeno dalla tensione a vivere ciò che dice. Poi a volte ci riuscirà, a volte non ci riuscirà, non importa. L'importante è che ci sia questa tensione e l'altro, se c'è questa tensione, l'altro questa tensione la avverte, ed è avvertire questa tensione che rende credibile agli occhi dell'altro chi annuncia il Vangelo. La cura dei poveri, con la forte denuncia contro gli usurai, e la cura per la vita fraterna sono gli ultimi 2 aspetti della vita di Sant'Antonio presi in considerazione da Monsignor De Vasini. Nelle comunità non si comportava da superiore ma da compagno, ha spiegato il vescovo, che ha invitato ciascun fedele a prendere esempio dalla vita del santo per vivere la propria vita rivolta nella ricerca del bene per gli altri. Dopo l'Eucarestia la celebrazione è proseguita con la processione, una ricorrenza nata nel XVIII secolo a Coreglia Ligure, ancora oggi viva e radicata, con la confraternita ancora attiva. È stata più o meno nella metà del 1700, era nata per seppellire i morti, si chiama insomma, la confraternita della carità, e si era preso Sant'Antonio come simbolo, e per quello che questa compagnia ha istituito la festa una volta all'anno in onore di Sant'Antonio, che prima non era qua. E niente, c'era tutti uomini e donne che praticamente serviva soprattutto per seppellire i morti e per pregare per l'opera di carità, insomma, verso i defunti. Il massaro è quello di organizzare la festa insieme ad altri, si era in 4, tutti gli anni si eleggeva questi 4 che coordinavano, andavano a raccogliere le offerte. E adesso però la cosa si è deteriorata, ormai più o meno siamo sempre gli stessi e quindi non c'è più quell'impegno così che si faceva una volta. Insomma. Sant'Antonio da Padova è una festività molto sentita in Fontana Buona e a Coreglia particolar modo.
trae origine dall'introduzione del suo culto grazie ai nostri antenati, di cui faccio parte anch'io, dei miei antenati che Quairolo erano di Coreglia, e Quairolo, Cuneo, le famiglie diciamo che abitavano in passato e tuttora il comune, il paese, hanno introdotto la festa di Sant'Antonio con una confraternita a lui dedicata, con tanto di massari. Tutti gli anni veniva nominato un superiore che si prendeva cura della festività, dell'organizzazione della festa appunto del Santo da Padova. E diciamo che si parte dalla fine del 600, nella fine del 600, inizio del 700 è stata costruita la statua. Troviamo un bellissimo quadro che è adesso nella chiesa di Coreglia, ma era nella chiesetta dei Pian di Coreglia, sempre di Sant'Antonio, e all'interno c'è la statua con un altare a lui dedicato, affrescato a fine Ottocento da un pittore famoso di Genova, Orazio e Giovanni Quinzio, perché erano padre e due figli che facevano gli affreschi nelle nostre chiese nel Genovesato. E c'è un bellissimo affresco di Sant'Antonio in estasi e la statua restaurata recentemente. Tutti gli anni viene nominato sempre, una specie di confraternita, sempre nel solco della tradizione, dove viene nominato un superiore e la popolazione è diminuita, però comunque è sempre viva la tradizione, collegata dai festeggiamenti civili che poi vengono svolti nel campo sportivo dai volontari, sono pochi ma buoni, che tutti gli anni si danno da fare per preparare dei piatti tipici, la festa insieme. C'è stato il concerto, c'è stato musica folk, tutte le signore che preparano i ravioli, pensiamo hanno preparato circa un quintale di ravioli, cioè partono in tempo, poi hanno l'area attrezzata che già sono partiti un mese fa per attrezzarla sul campo sportivo dedicato a Don Ferrari, e poi comunque le stesse persone aiutate da altre persone, da altri volontari, la sera delle feste ci accolgono a Coreglia Ligure, e questo è molto importante perché è un segno di ospitalità che Coreglia ha sempre avuto e continua, perché nonostante i tempi, nonostante è diminuita la popolazione, però Coreglia continua il solco della tradizione, di fede a Sant'Antonio e di ospitalità. D'altra parte siamo sulla porta della Fontana Buona, perché siamo proprio sulla strada che ci conduce a Rapallo, e Rapallo e Coreglia è come si dice in genovese, un tiro di schioppo. Anche quest'anno la festa dei popoli di Sestri Levante, che è diventata a suo modo già una piccola tradizione perché è giunta alla terza edizione, ha radunato moltissime persone in un clima di conoscenza reciproca, amicizia e fraternità. Vediamo. Tanti colori e bandiere, ma anche abiti tipici e messaggi di pace. Così è iniziata la festa dei popoli con il corteo partito da Piazza Matteotti di Sestri Levante, un cammino concluso al Parco Mandela, dove erano presenti gli stand dei popoli ed è stata inaugurata una panchina personalizzata dall'associazione Hakuna Matata. Nel pomeriggio anche i giochi senza frontiere. È un po' una nuova edizione, anche se è già 3 anni che facciamo la festa dei popoli, quest'anno è un po' tutta rinnovata. Abbiamo voluto puntare sul conoscersi, sullo stare insieme, e per conoscerci e per stare insieme non poteva essere altro che meglio che il gioco, perché il gioco unisce, ci fa conoscere, e allora il gioco senza frontiere lì al Parco Mandela ha proprio questo scopo, di giocare per conoscersi. Ecco, noi abbiamo puntato quest'anno alla festa dei popoli una conoscenza nel gioco. Gli altri anni puntavamo più sugli spettacoli, più sui momenti, invece quest'anno abbiamo puntato giochiamo per fare squadra, per fare gruppo come una squadra di calcio, ecco, diciamo. Poi l'altra cosa un po' che
ci unisce, la bellezza di tutti questi stand fatti da tutte queste grandi associazioni etniche della nostra zona, un po' di tutto, e quindi è una cosa bellissima, fatti da loro, è una cosa che riempie di gioia tutti quanti. Quindi l'augurio è quello, ecco, che nel giocare e anche al termine nel ballare insieme si cerchi di costruire dei veri ponti di amicizia e di conoscenza. La Festa dei Popoli si vede oggi nella sua concretezza per le piazze, per le strade di Sesti Levante, al Parco Mandela, ma è anche un percorso di associazioni, di enti del terzo settore, di volontari che si trovano insieme durante tutto l'anno. Poi ci concentriamo nei mesi precedenti, ma c'è proprio un lavoro insieme, congiunto, per realizzare questo evento. Quindi la Festa dei Popoli è proprio un percorso che ci unisce con una visione comune. E stiamo partecipando insieme all'Equipe Migrantes di Chiavari. E siamo stati invitati a partecipare in questa terza edizione della Festa dei Popoli e ci fa piacere rappresentare la nostra terra e portare un pezzettino del nostro paese e farci conoscere. Ringrazio anche a tutti gli italiani che ci hanno accolto con molto piacere e ci danno l'opportunità di essere qua liberamente a far conoscere la nostra cultura e le nostre radici. Siamo vestiti tradizionalmente, che è la nostra camicia, il nostro porto popolare, e noi ci teniamo e lo portiamo con tanto orgoglio, e così ci facciamo anche differenza dagli altri popoli. La nostra proposta è stata anche per altri popoli di vestirsi tradizionalmente, che ci hanno dato ascolto, quindi siamo contenti che oggi siamo diversi ma uniti tutti insieme. E la Festa dei Popoli è una cosa meravigliosa e siamo contenti di partecipare. È il terzo anno che facciamo questo evento per la Festa del Popolo. Siamo tutti contenti perché facciamo vedere che noi ci siamo anche qui, siamo parte di questa comunità, anche ognuno con la sua cultura, e vogliamo la pace per tutti i popoli e insieme con tutti gli altri. Oggi stiamo a celebrare una bellissima festa con alcuni dei popoli che sono presenti sul nostro territorio, molti altri sono ancora un po' sconosciuti. E questa bella festa sta a significare che, pur venendo da provenienze diverse, abbiamo un'unica cittadinanza, quella del mondo. Il titolo dell'edizione di quest'anno è stato Uniti nelle diversità, partendo dalle nostre radici. A organizzare la festa la zona pastorale di Riva, Trigoso e San Bartolomeo, la comunità musulmana di Sesti e le altre comunità presenti sul territorio, Sentiero di Arianna, Agorà, Amici del Parco, In Cammino per la Famiglia, Equipe Migrantes della Diocesi di Chiavari, Sesti Città Aperta, Cuna Matata, Insieme per Sesti Levante e la parrocchia di Santo Stefano con il sostegno del comune. Una festa che ha il suo terzo anno e che vede insieme, motivati da un'iniziativa parrocchiale e degli Amici del Parco Bruno Monti, cui l'amministrazione comunale di Sestri aderisce volentieri e appoggia, vede radunate le principali comunità straniere di Sesti Levante. Ora questa festa ha lo scopo di non certamente dire che sono tutti uguali, ma di convivere nel pieno rispetto delle reciproche differenze, in una convivenza che deve essere rispettosa delle regole che sono presenti, e questo avviene a Sesti Levante sostanzialmente, e quindi una festa per conoscerci e trascorrere insieme una giornata nel rispetto reciproco. Festeggiamo insieme, camminiamo insieme ad altre persone, italiani, non italiani di ogni continente, per dare un segnale, per mandare un messaggio alla comunità che insieme si può, insieme si deve vivere in santa pace, in comunione, in santa armonia,
perché noi siamo stati nati diversi, ma dobbiamo essere sempre uniti. Non c'è nessuna religione che divide, ma tutte le religioni uniscono, e noi siamo qua uniti per dire viva l'umanità, possiamo andare insieme sempre con l'amore, il rispetto e la condivisione. Siamo qua per farvi vedere un po' di nostra cultura, il nostro vestito, le nostre cose. È prima cosa di essere insieme agli altri, agli altri popoli in pace, in gioia, insieme agli altri, condividere le sue cose, vedere come è bellissimo essere insieme. Una bellissima festa che deve essere portata avanti, un bellissimo esempio per gli altri popoli. Io vorrei che tutto il mondo sarà così, insieme, felice e senza guerre. Questa festa noi iniziare di 3 anni, questi già 3 anni, però noi facciamo insieme tutti di paesano, però noi è piaciuto tanto, però è fatto di comune di avere di offerta questa festa, però tanti graziamo, anche di sindaco, anche di vice sindaco, però una comunità di nostro Bangladeshi poi preparato di tutto nostro cibo, e mangiare, e poi anche di grazie di Sestri Levante di persone, però Sestri molto bello, anche rispetto di noi, anche noi rispettiamo di Sestri Levante, poi facciamo insieme per un bello Sestri Levante, anche tanto umanità di italiano, tantissima umanità, anche tanti stranieri di aiutare l'Italia, e io dico di numero 1 di italiano, però io ho andato tanti paesi, però nessuno ha visto come italiano molto brava, molto umanità, ho grande cuore e grande paese, per tutto rispetto per tutti i paesi. Grazie mille per tutti, per fatto di festa. Sono quello comune, c'è tante persone italiane, noi conosciamo, tutti bravi. Sono gentile di Sestri Levante, gente italiani pure gentile. Per Sestri Levante gente comune, tutte persone più bravi, gentili. Noi piace tanto per rispetto di comuni, sono bravi, carabinieri, guardafinanza, tutte Fuligia, tutte sono bravi. Noi piace tanto, facciamo oggi festa popolare, tutte insieme, è bel posto qua, è arrivato tutta famiglia qua, nostro Bangladesh oppure Ecuador o tanti paesi. Una giornata che stiamo vivendo nella gioia, avendo fatto anche il corteo proprio attraverso il centro della città di Sestri, leggendo anche nello sguardo di tante persone, tanti turisti, un po' la meraviglia di vedere tante persone, tante nazioni, tanti colori, questo senso di pace, di armonia. E poi la giornata adesso va avanti qua, c'è davvero molta partecipazione, molta gioia. Ci fa piacere perché questa è la 3ª edizione e dunque dice già una piccola storia che va avanti e che cresce, non senza difficoltà, perché è complessa la realtà, lo sappiamo, tra i popoli anche all'interno di ciascuno di essi. La cosa che fa un po' riflettere è la difficoltà, mi pare di poterlo dire, da parte di noi italiani. Forse non sentiamo così tanto l'esigenza di offrire momenti e condividerli soprattutto con le persone di altre nazioni. Invece credo che con l'aria che tira nel nostro mondo e anche un po' l'aria mi pare che sta tirando nel nostro paese, credo che momenti così facciano bene. Fanno bene alla mente perché costringe ad aprirla, fanno bene al cuore perché permettono di far nascere conoscenza, anche legami, anche amicizia, e soprattutto fanno bene alla pace perché solo attraverso momenti così, dove ci si incontra, ci si accoglie, ci si rispetta, ci si inchina, come ha detto Papa Leone, davanti alla dignità di ogni persona migrante, ecco, momenti così sono proprio quello che serve per costruire la pace.
La diocesi di Chiavari propone un pellegrinaggio con una formula inedita, in Normandia in pullman. La partenza è per il 20 di agosto, il rientro il 27 di agosto, le iscrizioni sono aperte. Il percorso toccherà alcuni luoghi storici della Normandia e poi si fermerà anche in alcuni santuari e monasteri che permetteranno di fare la conoscenza con alcune figure di riferimento per l'esperienza religiosa di tanti fedeli, ad esempio Santa Teresa di Lisieux e Santa Giovanna d'Arco. Sentiamo. Viaggio, pellegrinaggio in Francia e soprattutto in Normandia. Intanto, quando partite? Partiremo a metà agosto, dal 20 al 27 sarà l'intero pellegrinaggio, proprio per favorire le persone che facilmente in quel periodo sono in vacanza, sono in ferie. E come viaggerete? Viaggeremo in pullman questa volta, proprio per andare anche incontro alla situazione attuale che mette un po' più in difficoltà il traffico aereo, e allora con il pullman saremo anche a nostro agio, potremo fare tante cose belle. Quale sarà l'itinerario del viaggio? Ma l'itinerario è sicuramente la nostra interiorità. Io guardo sempre lì, i nostri pellegrinaggi cercano di farci tornare a casa con una memoria, con una speranza, con una fraternità che sono cresciute, e quindi anche con il cuore più ricco. E questo facilitato anche dal percorso che attraverserà dei luoghi della memoria come Obama Beach, dove c'è stato lo sbarco in Normandia, e quindi anche imparare anche una lezione seria, no? Di quanto costa la pace, quanto costa anche la trasformazione della nostra Europa. Ma poi anche i santuari, i monasteri, incontreremo delle figure di santi speciali come Santa Teresa, che è nel cuore di tutti, e ritrovare proprio anche la piccola via, quella dove lei ci indica il suo ritorno al cuore. Santa Giovanna d'Arco, che è una figura sicuramente emblematica della nostra storia, e poi, come dicevo, alcuni santuari che sono speciali come Vézelay, Ars con il curato, che è il patrono di tutti i sacerdoti. Quindi insomma un pellegrinaggio davvero ricco di momenti di riflessione, ma anche di fraternità. Quanti sono i posti disponibili? Di solito si crea comunità in questi appuntamenti. Di solito siamo anche fortunati perché si riempiono sempre facilmente e velocemente. Questo vuol dire che magari sono anche apprezzati per la fraternità e l'amicizia che si stabilisce sempre. Portiamo particolare cura allo stile con cui ci muoviamo, e questo secondo me è intercettato dalle persone, perché lo stile non è recitare un numero spropositato di rosari, ma davvero prenderci cura dell'altro. E quindi saremo un pullman, direi, di persone intorno alla cinquantina. Sicuramente saranno chiuse le iscrizioni con l'esaurimento dei posti disponibili. Termina così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito e buona settimana a tutti.